speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle ormai imminenti elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite Angela Colmellere, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti voi. Candidata alla Camera dei Deputati per la Lega e il centrodestra, la coalizione di centrodestra, nel collegio plurinominale di Treviso e Belluno, nonché anche sindaco di Miane. Allora, anche in virtù di questa sua esperienza amministrativa, gli enti locali spesso negli ultimi anni si sono giustamente, ha ragione, anche lamentati dei tanti vincoli, reclamando soprattutto i nostri enti locali che hanno una gestione virtuosa, come si ricorda spesso, reclamando una maggiore autonomia. Proprio in questi giorni è entrata nel vivo la cosiddetta trattativa tra lo Stato e la Regione Veneto per l'autonomia, in conseguenza del referendum anche dello scorso anno. Ecco, allora Angela Colmellere, dal suo punto di vista e poi anche in prospettiva di questo impegno politico romano, questo processo verso una maggiore autonomia del Veneto deve essere sostenuto, e come può essere sostenuto? L'autonomia è un cavallo di battaglia importantissimo. L'autonomia è stata richiesta da 2.400.000 veneti e in questo momento è l'obiettivo principale non solo della nostra regione, ma anche di noi che probabilmente andremo appunto ad amministrare, e quindi questo a livello centrale, e quindi assolutamente è importante dare risposta ai veneti che hanno richiesto con forza l'autonomia. Autonomia innanzitutto appunto su 23 materie come sono state richieste, e conseguentemente alla competenza sono state richieste anche delle risorse che, se arrivano, ovviamente dovrebbero andare ad aiutare i comuni, quindi gli enti periferici, che finora sono stati lo stesso virtuosi perché hanno con quel poco che avevano dato risposte ai propri cittadini, ma ovvio che se la disponibilità è maggiore, le risposte e i servizi da erogare saranno sicuramente migliori rispetto a quello che già sono, e comunque, ripeto, sono doverosi da erogare, anche perché appunto, ripeto, sono soldi sempre di quelli che sono i nostri veneti, e quindi è giusto che ritornino nel nostro territorio sotto forma di servizi fondamentali per i cittadini. Quindi questa battuta saremo al fianco della regione, ci tengo a dirlo e a ricordarlo sempre. La regione sicuramente sta facendo in modo importante, con il nostro governatore che è il nostro faro, questo lungo percorso, questa procedura che è iniziata, ma noi a Roma saremo sicuramente lì per dare una mano al nostro presidente e per far sì che appunto questo obiettivo fondamentale venga portato a casa. Una regione Veneto autonoma, davvero. È ora di superare anche un po' questa divisione tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale, secondo lei? Io ritengo che sì, le regioni a statuto speciale avevano probabilmente nel tempo e negli anni determinate situazioni, quindi determinate caratteristiche, ma in merito a questo diciamo che non si sono andate verificando e sviluppando delle situazioni che gridano veramente allarme, anche perché noi veneti siamo comunque circondati da 2 regioni a statuto speciale che vediamo che libertà di manovra hanno rispetto a quella che è la nostra condizione, e sicuramente vediamo anche che tipo di benefici possono portare. E allora ci chiediamo anche perché noi non possiamo avere le stesse condizioni, visto che i nostri veneti hanno sempre dato a Roma e mandato a Roma tutto quello che serviva per mantenere questo intero paese. Statuto speciale magari ha poco senso anche ed esistere, ma sicuramente una forma di autonomia diversa e più mirata a dare risposta a quello che è la nostra necessità, sicuramente sì.
E uno dei temi su cui l'autonomia, secondo il suo partito e tutti i fautori di questo nuovo assetto, uno degli argomenti appunto su cui più l'autonomia dovrebbe anche insistere, è quello della fiscalità, dello snellimento burocratico, che poi è il tema principale sollevato anche dalle nostre imprese, soprattutto Sì. dalle PMI, dalle piccole e medie Mhm. imprese del territorio, forse ancor più la burocrazia della tassazione vera e propria, insomma gli Sì. adempimenti burocratici sono il grande fardello. Sì. Bisogna intervenire, Angela Colmellere. Bisogna veramente snellire, ridurre, semplificare tutta questa procedura. Non è possibile che un imprenditore, un artigiano, chi che sia, passi la maggior parte del suo tempo a fare e documentazione, insomma, che non è, che è necessaria, ma insomma potrebbe essere anche molto semplificata, perché perso è rubato magari ad altre attività che sicuramente meritano di più. Quindi sicuramente la burocrazia deve rimanere, ma deve rimanere in maniera molto semplificata rispetto a quello che già è, altrimenti ci complichiamo la vita a far carte e ci perdiamo quelle che sono le parti più importanti anche del nostro paese e del nostro agire. Oggi, lo chiedo appunto anche all'amministratore locale, ci sono forse anche troppe sovrapposizioni, cioè bisogna cercare di fare in modo che quella carta di cui lei parlava venga chiesta da un ente unico e poi valga per tutti, cioè non venga richiesta ogni volta magari dal comune, poi dalla regione, poi dallo Stato, dal ministero e via così. Sì, serve appunto semplificare vuol dire proprio anche questo, non perderci nel rifare sempre diversi passaggi, ma farne uno che possa poi essere divulgato a tutti gli enti di competenza per quello che può appunto servire la richiesta fatta. Quindi sicuramente sì, andiamo tutti in questa direzione, ma questa direzione da me è particolarmente anche sostenuta e caldeggiata, perché ci rendiamo conto anche nel nostro piccolo, anche da amministratori, che spesso e volentieri rendicontazioni o quant'altro, insomma, sono complicati, sono molto complicati. Talvolta i nostri uffici fanno fatica a dover stare al passo con questo tipo appunto di richieste fatte. Senta, in conclusione, però, appunto, questo è un tema di cui si dibatte da decenni e purtroppo anche dalla situazione che lei ci rappresentava, insomma, non si è ancora riusciti a trovare davvero la soluzione definitiva. Insomma, questa volta può essere diversa, anche appunto, ovviamente secondo voi, secondo la vostra proposta, qui perché dovrebbe cambiare la situazione ora? Dovrebbe cambiare, perché peggio di così non si può andare, nel senso che non credo che la situazione sia veramente grave, importante, e questo Stato, ma non lo dico semplicemente io lo leggo dai bisogni dei miei cittadini, dei bisogni della gente, che sento che comunque me li riporta. Così non si può andare avanti, non dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo far sì che comunque in questo paese possa riprendere e possa riavviarsi l'impresa. Questo deve ritornare all'interno del nostro paese, altrimenti se noi soffochiamo e facciamo sì che comunque tutta la parte appunto dell'industria, dell'impresa vada all'estero, ovvio che questo paese rimarrà sempre e comunque sempre più in difficoltà. Ecco, quindi la necessità assolutamente di far rientrare quelle che sono le imprese a voler anche far ritornare qui il loro capitale, investire su questo paese, quindi richiamare gli investimenti che prima erano altrove, richiamarli qui in Italia, ovviamente anche sburocratizzando, come dicevamo prima, ma un imprenditore in questo senso deve saper di poter tornare in Italia, e l'Italia deve essere quel paese che non ha una tassazione al 60% come lo è attualmente, altrimenti questo stesso imprenditore andrebbe in Croazia, che è molto più semplice per lui. Quindi dobbiamo aiutare anche questa
questa categoria a rientrare in Italia con una tassazione ovviamente concorrenziale o comunque simile a quelle che ci sono negli altri paesi, altrimenti un impresario o comunque uno che ha un'industria non rientra. Se rientra il capitale, significa che rientra il lavoro, significa che la disoccupazione anche nei nostri paesi si riduce notevolmente e magari l'occupazione ritorna in maniera importante. Quindi assolutamente questo è importante, perché bisogna dare una spinta a quella che è la nostra economia in questo senso. E qui ci riagganciamo anche in qualche modo al tema da cui eravamo partiti, quello dell'autonomia, con una fuga, l'abbiamo visto negli ultimi anni, delle imprese anche semplicemente non solo verso l'estero, ma magari verso territori vicini, confinanti, che per quelle caratteristiche di cui accennavamo prima possono offrire condizioni più vantaggiose. Certo. Grazie intanto ad Angela Colmellere per essere stata con noi, grazie. Grazie a voi. Angela Colmellere, lo ricordo, candidata per la Lega e la coalizione di centrodestra nel collegio plurinominale per la Camera dei Deputati di Treviso e Belluno. Grazie anche da parte mia, soprattutto a tutti voi, per averci seguito, e vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi approfondimenti dedicati alle elezioni politiche 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.